Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. In apertura oggi vi proponiamo un'inchiesta realizzata da alcuni studenti per capire quali sono le loro aspettative sul futuro. Vediamola insieme. È da poco iniziato il nuovo anno, accompagnato come sempre da propositi e aspirazioni per il domani. Mi chiedo, la nostra generazione ancora sogna e speranze per il futuro? O c'è area di disillusione verso l'Italia? Sentiamo cosa si aspettano i ragazzi al loro avvenire. Attualmente la vedo sicuramente non molto positiva la situazione. Spero bello, però non lo so, visto la crisi che c'è e tanti giovani vanno all'estero, probabilmente sarà quello che farò anch'io. Io spero di immaginare il mio futuro qua in Italia, perché non vorrei per forza dover andare all'estero, insomma. Credo che comunque bisogna avere sempre fiducia nell'Italia, anche perché alla fine sono italiana, quindi è giusto avere fiducia, però se dovessi avere un'opportunità di andare a lavorare all'estero, andrei volentieri all'estero. Con tutte le riforme che sono state fatte non so dove andrò a finire, neanche se troverò un posto di lavoro. Certo, dispiacerebbe trovare un lavoro che non sia inerente, diciamo, a quello che ho studiato. Ma noi giovani ci sentiamo davvero partecipi degli eventi del nostro paese? Abbiamo ancora fiducia nella politica? E cosa ne pensano i ragazzi e il governo? In questo governo diciamo di sì, ho fiducia. Speriamo che vada avanti con i suoi propositi e che veramente faccia quello che aveva promesso di fare all'inizio. Ha attuato molte riforme, alcune condivisibili e altre meno. Secondo me bisogna sempre avere fiducia, perché sennò si smette di credere nel proprio paese. In questo momento ancora non so, però spero di sì, insomma, un minimo di fiducia spero di potergliela dare, insomma. Assolutamente sì, secondo me si andrà via via migliorando, perché si dice che siamo ad un punto di non ritorno con l'Italia, ma arrivati in fondo possiamo solamente risalire. Ognuno ha opinioni diverse sul nostro paese, ma il futuro dell'Italia appartiene a noi e dobbiamo scoprire quali sono gli ingredienti per migliorare nel nostro piccolo la società. Sentiamo le opinioni dei ragazzi. Beh, sicuramente può andare a lavorare magari nei nuovi settori, oppure comunque interessarsi allo sviluppo dell'Italia. La creatività, l'innovazione, un apporto creativo e un apporto innovativo. Volontà di collaborare, volontà anche di sacrificarsi senza per forza vedere un ritorno immediato. Forse un pochino più di impegno nel sociale, non solo volontariato, sì. Niente, perché in politica i giovani non li fanno entrare. Per portare una ventata proprio di novità anche nel campo della politica, perché insomma i nostri politici non sono diciamo molto giovani. Interessarsi un po' di più alla politica, alla votazione, al pagamento delle tasse, a come funziona effettivamente il mondo del lavoro. Il futuro è nelle loro mani. Sì, il futuro è nelle nostre mani. Adesso è il momento per noi di studiare, di darsi da fare e dare un senso al nostro domani. E ora vi proponiamo l'intervista ad Alessandra De Nardo, che ha svolto uno stage ad Darmstadt nell'ufficio gemellaggio proprio col comune di Brescia. Alessandra De Nardo, terzo anno della facoltà di lingue, indirizzo esperto linguistico di imprese. Hai svolto uno stage di 2 mesi a Darmstadt. In che ufficio? Ho lavorato per 2 mesi nell'ufficio gemellaggi di Darmstadt. Darmstadt è una città tedesca ed è gemellata con 15 altre città europee, tra cui Brescia, unica città italiana. Nell'ufficio mi occupavo principalmente di traduzioni dall'italiano al tedesco e viceversa. Ho scritto dei piccoli articoli in tedesco per la pagina del comune in internet e poi affiancavo nell'organizzazione di eventi e altri incontri che appunto organizzava l'ufficio. Principalmente lavoravo il mattino e il pomeriggio seguivo un corso di tedesco. Questo appunto mi ha dato l'opportunità di incontrare altri studenti che come me si trovavano a Darmstadt sia per studiare che per svolgere uno stage.
Darmstadt è una città abbastanza tranquilla, abbastanza piccola. L'ufficio dove lavoravo si trova principalmente nel centro di Darmstadt, quindi dove c'è gente, dove ci sono altri uffici, negozi, abbastanza movimentata. Darmstadt offre per il tempo libero musei, mostre, anche abbastanza divertimento comunque per i giovani, anche perché è una città universitaria e quindi ci sono molti ragazzi. Sicuramente è utile perché comunque metti in pratica quello che hai imparato durante i 3 anni, soprattutto per quanto riguarda il tedesco. E poi comunque impari le dinamiche di ufficio e impari a relazionarti con altre persone fuori dall'ambito dell'università. E ora spazio alla rubrica di Brimpillole di Silvia Mazzetti e Francesca Perego. Quello di Francis Scott Fitzgerald, pubblicato per la prima volta nel 1925. La storia è ambientata nello stesso periodo, a New York e Long Island nel 1922. E il protagonista è proprio lui, il grande Gatsby. Figlio di una povera famiglia di contadini, deciderà di rinnegare le sue origini per partire in cerca di ricchezza e fortuna. Durante la sua scalata sociale incontrerà Daisy, di cui si innamorerà perdutamente. E quando dovrà partire per l'Europa per arruolarsi nell'esercito, i due si giureranno amore eterno. Ma ben presto, quando Gatsby sarà nel nuovo continente, scoprirà che Daisy in realtà si è sposata con un famoso giocatore di football americano, Tom Buchanan. Sconvolto dalla notizia, Gatsby giurerà a se stesso di riconquistare l'amore della sua vita e dopo essersi arricchito con attività illecite e losche, tornerà in America e comprerà proprio a Long Island una grandissima e sontuosa villa di fronte a quella di Tom e Daisy. Convinto di poter riconquistare il passato e tornare indietro nel tempo, si accorgerà presto che tutto questo sarà una grande delusione. Questo è il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. What can I do? What can I say after I've taken the blame? You say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. In questo romanzo Paula McLain racconta la storia di Ernest Hemingway dal punto di vista di sua moglie Hadley. Siamo in America negli anni 20, nei ruggenti anni 20. Il jazz è il re delle strade, dei locali, della gente. Nella frenetica e vivace Chicago arriva un ragazzo bellissimo di nome Ernest Hemingway, che con la sua grande dialettica ammalia chiunque. È ospite della famiglia Smith, spesso frequentata da una ragazza di nome Hadley Richardson. I due partiranno per Parigi, ma il denaro e la fama dello scrittore presto trasformeranno i suoi sentimenti. Questa è Una moglie a Parigi di Paula McLain. Con la partenza di zia Mame e il suo nipotino Michael. Ma nonostante avesse promesso che sarebbe rientrata per l'inizio della scuola, dopo 2 anni ancora non v'è traccia né della zia né del piccolo Michael.
Regine, la madre, inizia ad essere veramente arrabbiata e preoccupata e Patrick, suo marito, per tranquillizzarla, le racconta che anche lui da piccolo è stato compagno di viaggi dell'instancabile e esilarante personaggio che è zia Mame. Chissà se anche per Michael sarà stata la stessa identica esperienza di Patrick. Questo è Intorno al mondo con zia Mame di Patrick Dennis. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto. E per chi volesse rivedere i nostri servizi, sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.